4 condanne per i 2 operai morti sul lavoro nella tragedia avvenuta alle Acciaierie Venete il 13 maggio del 2018, quando una siviera di acciaio incandescente si rovesciò travolgendo e uccidendo gli operai Sergiu Todita di 39 anni e Marian Bratu di 44 anni e ferendo gravemente altri 2 colleghi. Il Tribunale di Padova ieri ha condannato a 2 anni e 6 mesi per omicidio colposo Alessandro Banzato, presidente di Acciaierie Venete, e Giorgio Zuccaro, direttore dello stesso stabilimento in via Riviera Francia. I 2 erano seguiti dagli avvocati Pietro Longo e Gianni Morrone. Condanna a 4 anni e 6 mesi, oltre all'interdizione dai pubblici uffici, per Giancarlo Tonoli, consigliere con delega ai collaudi della ditta Danieli Centro Cranes, e 6 mesi e 15 giorni per Vito Nicola Pasmati, IMA Tech Service di Udine. Assolti invece per non aver commesso il fatto Giacomo Mareschi Danieli, amministratore delegato della Danieli & Co, con sede a Buttrio in provincia di Udine, e Nicola Sant'Angelo, ex presidente del CDA di Danieli Centro Cranes. La giudice Mariella Fano ha anche comminato in via provvisionale 400.000 euro di sanzioni pecuniarie così suddivise: 100.000 euro per Acciaierie Venete, 228.000 euro per Danieli SPA, 94.000 euro per Danieli Centro Cranes e il divieto di contatti con la pubblica amministrazione per 1 anno per la Danieli SPA, per 9 mesi per la Danieli Centro Cranes e per 8 mesi per Acciaierie Venete. In merito alla sentenza, il collegio di difesa del gruppo Danieli, costituito dagli avvocati Marco Padovan e Maurizio Miculan, afferma: attendiamo ora di leggere le motivazioni della sentenza, specie nella parte in cui ritiene provata la responsabilità amministrativa dell'ente con riferimento ad un reato per il quale i propri amministratori sono stati assolti. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 22 maggio 2024. La prima notizia del giorno riguarda le 4 condanne per le morti degli operai alle Acciaierie Venete. Todita e Bratu furono travolti da acciaio incandescente 6 anni fa. Ma leggiamo i titoli dei quotidiani locali di oggi. Partiamo dal Corriere del Veneto, di cui abbiamo letto alcune colonne: operai morti alle Acciaierie Venete, 4 condanne, aziende multate. Al presidente Banzato 2 anni e 6 mesi. L'articolo è di Roberta Polese. Todita e Bratu furono travolti da acciaio incandescente, ma ricordiamo i fatti. Il 13 maggio 2018 4 operai sono stati feriti da una colata di acciaio incandescente nell'impianto padovano di Acciaierie Venete. Sergiu Todita e Marian Bratu sono morti. Nel processo è stato analizzato il perno pirottante della siviera, staccatosi per un difetto di progettazione. Inoltre gli operai non dovevano trovarsi vicino alla siviera. Il 27 ottobre 2023 3 operai sono stati feriti da un'esplosione all'interno dello stesso impianto del precedente incidente. La causa: una cassetta di scorie lasciata vicino al forno. Insomma, un ulteriore episodio di infortunio sul lavoro in un ambiente che evidentemente, almeno in questi 2 casi, ha mostrato delle carenze dal punto di vista della sicurezza. Vediamo il titolo anche sui quotidiani del gruppo NEM: Acciaierie Venete, condanne per 11 anni e sanzioni alle aziende, il processo per l'incidente del 2018. Qui l'articolo è di Cristina Genesin, che scrive: 4 dirigenti condannati e 2 assolti per omicidio e lesioni colpose, nonché violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Ma la pronuncia è stata severa anche perché sono state sanzionate tutte e 3 le società coinvolte nella tragedia avvenuta il 13 maggio 2018 nelle Acciaierie Venete, pagata con la vita da 2 operai investiti e uccisi da una colata di metallo incandescente, Sergiu Todita e Marian Bratu. Il processo è stato chiuso in primo grado con una sentenza pronunciata dal giudice Mariella Fino. Vediamo il Gazzettino per chiudere questo primo scorcio di rassegna stampa di oggi. Operai uccisi dalla colata alle Acciaierie Venete, 6 anni dopo, 4 condanne. Padova, pena di 30 mesi al presidente dell'azienda Banzato e al direttore Zuccato. La pena più severa, 4 anni e 6 mesi, al manager che certificò il macchinario. Assolti invece i vertici della Danieli.
Omicidio colposo e lesioni le accuse. La rottura del perno di una siviera provocò gravissime ustioni a 4 addetti, come abbiamo ricordato 2 operai persero la vita. L'articolo sul Gazzettino è di Nicola Munaro. Ma noi voltiamo pagina e dopo questa prima notizia dedicata alla sicurezza che manca sul lavoro, agli infortuni, in questo caso anche purtroppo mortali nei luoghi di lavoro del Veneto, proseguiamo con la rassegna stampa di oggi e torniamo a parlare di Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Terremoto giudiziario sui contratti olimpici, i giochi sotto la lente. Questo è il titolo sul Gazzettino di oggi, ma come vedremo sono tutti i quotidiani locali a riportare questa notizia. Perquisita la sede della Fondazione Milano Cortina, 3 indagati, fra cui l'ex amministratore delegato, sospetti di corruzione e turbativa d'asta su appalti, assunzioni e nella sfida anche per i loghi delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. Sotto accusa anche l'ex dirigente Zucco e l'imprenditore Tommasini. Secondo i PM ci sarebbero stati soldi e anche una smart per le forniture. Gli attuali vertici assicurano massimo supporto agli inquirenti, le chat sulle cortesie e l'email domani, l'importo, insomma queste tra le varie prove raccolte da appunto gli inquirenti. Secondo la difesa l'impresa ha vinto la gara perché ha offerto il prezzo migliore. Queste indagini sono una costola della presunta truffa da 200 milioni sui servizi extra di telefonia mobile, scrive ancora il Gazzettino che pubblica poi una seconda notizia che riguarda sempre queste indagini, e questo è il titolo: il manager spinto dal Movimento 5 Stelle, futuro sposo di una ex Miss Italia. Fu il ministro Spadafora a volere Novari al vertice della società dei giochi e ad annunciarne la nomina. Fra un mese le nozze con Daniela Ferolla. Vincenzo Novari, leggiamo, è nato il 4 giugno del 59 ed è stato manager di svariate aziende italiane ed estere. Per 3 anni è stato amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina 2026. Gli articoli sul Gazzettino sono di Angela Pederiva. Vediamo l'ultimo articolo ancora sul Gazzettino, poi passiamo rapidamente agli altri quotidiani locali. I giochi sotto la lente, dicevamo, il CONI, l'inchiesta, noi siamo vittime. Per il ministro allo sport Abodi siamo una casa di vetro, dice. Milano Cortina, amarezza nella maggioranza ma piena fiducia nel lavoro della magistratura. Le opposizioni invece vanno all'attacco. Secondo il PD il governo deve riferire in aula e i Verdi chiedono l'intervento del CIO, il Comitato Internazionale Olimpico. Zaia dice che spera che si faccia presto chiarezza. Il sindaco Sala di Milano afferma invece che la gestione attuale non è coinvolta e quindi non è preoccupato. Il ministro delle infrastrutture esclude conseguenze sulla realizzazione delle opere previste, non ce n'è ragione. Queste le parole di Matteo Salvini riportate dal Gazzettino. Vediamo qual è il ruolo della Fondazione Milano Cortina, nata il 9 dicembre del 2019, è appunto il soggetto chiamato a organizzare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026. Sono attualmente indagati l'ex AD della Fondazione Milano Cortina Vincenzo Novari, l'altro ex dirigente Massimiliano Zucco e Luca Tommasini, rappresentante legale della Quibit. Le accuse sono di corruzione e turbata libertà d'incanto a carico dei 3 indagati. C'è anche il presunto tentativo di aver pilotato la scelta del logo dell'evento. Tra le presunte utilità elargite dall'imprenditore agli altri indagati, che ne parlavano come cortesie, figurerebbero soldi, una smart e anche posti di lavoro. Vediamo la notizia sui quotidiani del gruppo NEM, almeno i titoli: inchiesta sulle Olimpiadi, corruzione e gare truccate, perquisizioni e 3 indagati. Milano Cortina 2026, contestato un giro di favori per l'assegnazione di servizi informatici a una società. Accusati l'ex AD della Fondazione Novari, il manager Zucco e Tommasini di Vetria. Sospetti anche su un'assegnazione pilotata del logo olimpico. Il PD chiede al governo di riferire in Parlamento. Come abbiamo visto, secondo il ministro dello sport Abodi, la fondazione è una casa di vetro. A Cortina, sorpresa e amarezza, il presidente Zaia esprime fiducia nella magistratura.
Secondo il sindaco di Cortina sono stati efficaci i protocolli sottoscritti con la prefettura per i controlli sulle operazioni e quindi confida nella vigilanza. Gianluca Lorenzi. Malagò nel frattempo risponde agli ambientalisti, il presidente della Fondazione Milano Cortina e capo del CONI. Siamo aperti al confronto, agiamo con trasparenza. Non è il comitato organizzatore a seguire la gestione delle infrastrutture. La lettera del presidente a 20 associazioni preoccupate per l'impatto dei giochi sul territorio. La replica degli ambientalisti è però secca. Le nostre istanze sono ascoltate sulla carta, noi però mai presi veramente in considerazione. Parla anche Don Luigi Ciotti di Libera, che ha avanzato dei dubbi chiedendo maggior chiarezza sull'intera gestione, e Luigi Casanova, neopresidente nazionale di Mountain Wilderness, dice bisogna eseguire la VAS come è stato previsto nel dossier di candidatura. Insomma, prosegue lo scontro su quest'altro fronte, che non è quello giudiziario ma è quello della tutela dell'ambiente. Non soddisfatte le associazioni, i comitati che criticano diversi aspetti delle Olimpiadi di Milano Cortina, che giusto ieri venivano ancora una volta definite sostenibili da parte, ad esempio, del presidente della Regione Veneto. Di tutt'altro avviso sono invece appunto le 20 associazioni che si sono ritrovate a Pieve di Cadore per chiedere di essere sentite dai vertici della fondazione, tra queste Libera, CAI, Legambiente, WWF, Italia Nostra, Mountain Wilderness ed altre organizzazioni. Prima di concludere la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash, rimaniamo ancora in tema Olimpiadi, perché sulle pagine del Corriere del Veneto troviamo ancora un'altra notizia verso i giochi Milano Cortina 2026. Riguarda ancora una volta la pista da bob. Allora, leggiamo il titolo: Bob in 8 per tenere in vita la pista, costerà €1 milione l'anno. Anche le federazioni degli sport invernali si accolleranno eventuali deficit. La pista per bob e slittino Eugenio Monti è stata usata durante le Olimpiadi di Cortina del 56. È diventata famosa, scrive il Corriere del Veneto, perché set del film Solo per i tuoi occhi dell'81 con Roger Moore nei panni di James Bond. Nel gennaio del 2008 è stata chiusa definitivamente ed è stata smantellata nel 2023. Per le Olimpiadi Milano Cortina inizialmente si prevedeva il progetto di riqualificazione della pista da bob Eugenio Monti da €47 milioni. Il piano del 2018 però si è trasformato nello sliding center e i costi sono lievitati a €124 milioni. L'obiettivo, scrive sempre il Corriere del Veneto, è rendere la pista di Cortina il punto di riferimento europeo per bob, skeleton e slittino, una struttura quindi internazionale sarebbe. 5 anni per l'equilibrio finanziario, secondo le stime tanti ce ne vorranno per arrivare al punto di break-even, cioè il punto di equilibrio finanziario dell'impianto nato come sliding center per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Questo è il tempo necessario a far conoscere e rodare la pista cortinese. Ma insomma, la notizia di oggi è che saranno 8 soggetti a gestire e occuparsi della pista da bob di Cortina. Oltre alla Regione Veneto, le province autonome di Trento e Bolzano e il comune di Cortina si aggiungono nell'accordo approvato in regione altri soggetti: la provincia di Belluno, la Fondazione Cortina e la Federazione Italiana di Sport Invernali e l'omologa Federazione per gli Sport Invernali Paralimpici. Vale a dire che nero su bianco tutti si sono impegnati a contribuire alla vitalizzazione dello sliding center per i 20 anni successivi alla fine dei giochi. Insomma, questa è la notizia. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. Le prime riguardano quello che viene ancora una volta definito il maltempo a nord-est, l'allerta meteo, comunque il clima impazzito, gli effetti del cambiamento climatico. Allora partiamo dal Gazzettino. La pioggia spacca in due il Veneto, 200 mm su monti e pedemontana. Precipitazioni record nel Bellunese e nel Vicentino, meno sulla parte est. Il tempo migliora, ma allerta rossa per Basso Brenta e Bacchiglione. Zaia continua con l'antifona dei bacini di laminazione. Dice ancora una volta: l'apertura dei bacini di laminazione ha evitato l'alluvione, ma il territorio è provato.
Vediamo il Corriere del Veneto, l'emergenza alluvione, stavolta esondano i canali, famiglie evacuate, scuole chiuse, nuova ondata di maltempo, a Trevigiano sotto assedio e a Vicenza salta il derby col Padova. I veneti al governo promettono aiuti in tempi rapidi, c'è però spazio anche per una polemica da parte del Partito Democratico che dice la maggioranza però ha tagliato i fondi PNRR sul dissesto idrogeologico. Il ministro Musumeci non verrà in Veneto per verificare la situazione perché c'è il sisma nei campi Flegrei, leggiamo sempre sul Corriere del Veneto. Quotidiani del gruppo NEM, precipitazioni, frane e allagamenti, il Veneto ancora vessato dal meteo, il tempo resterà instabile fino a domani, la provincia di Vicenza è la più colpita, Zaia parla di una situazione di argini e rete idrica che sarebbe molto delicata. E poi ancora vediamo un po' gli effetti di queste precipitazioni sul territorio. Il muson fa paura, idrovore a Noale e strade allagate, a Mirano cede l'Argine e poi anche l'Argine del Sile sarebbe a rischio crollo, evacuato il dormitorio di H-Farm, preoccupazione a Quarto d'Altino. Posizionati i teloni sulla sponda per proteggerla dalle piogge ed evitare pericolosi cedimenti. Nei prossimi giorni ci sarà un'indagine più approfondita. La protezione civile è mobilitata in tutte le zone naturalmente interessate dagli eventi più estremi. E chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglio Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.